Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Attenzione perché è in arrivo una nuova ondata di caldo che coinvolgerà insomma gran parte dell'Italia e vivremo condizioni meteo insomma classiche, estive, comunque con un'afa più evidente e quindi nel dettaglio, come vedete dalla grafica, è ben evidente come avremo un'anomalia termica un po' più importante, soprattutto sulla Sardegna, sulla Sicilia, ma anche sul versante tirrenico. Però ci sono delle buone notizie per quanto riguarda la permanenza di questo flusso fresco depressionario situato proprio sul nord-est Europa, che coinvolgerà insomma parte dell'Italia sotto la spinta anche di qualche refolo fresco di matrice atlantica che porterà insomma più temporali e quindi occasione di rovesci. Come vedete avremmo già dopo la giornata di domenica vissuta comunque con instabilità diffusa su gran parte dell'Italia, soprattutto sul versante tirrenico, e avremo ancora nella giornata di lunedì qualche refolo fresco proveniente da sud-ovest, specie dalla Francia, con però un innalzamento delle temperature, quindi anche in Val Padana supereremo i 32 gradi e tornerà anche ad aumentare l'affa. E guardate, quindi lunedì dove avremo i fenomeni. Nel pomeriggio sarà più probabile, quindi sul versante prealpino, sulle Dolomiti, in sconfinamento entro il tardo pomeriggio sera sulle zone pedemontane e soprattutto sul Friuli, la zona più colpita, qualche ultimo fenomeno residuo anche sull'Alta Toscana. Come vedete invece martedì l'espansione ulteriore dell'anticiclone africano porterà a un notevole rialzo delle temperature dappertutto, migliorerà anche il tempo, quindi le correnti più instabili disposte da nord-est scenderanno più direttamente verso l'Europa orientale, senza coinvolgere quindi l'Italia. Come vedete le temperature ben in rialzo, anche sopra 35 gradi, pensate sul versante tirrenico, e queste le condizioni, possibilità per qualche locale rovescio temporale tra il pomeriggio e la serata, soprattutto sul Alto Veneto e parte del Bellunese. Come vedete però questo annuncerà che cosa? Annuncerà l'arrivo di questa depressione che si sposterà dal Regno Unito e andrà a innescare proprio sul comparto del nord-est dell'Italia una nuova fase instabile. Quindi questo vortice disposto sul centro Europa porterà nuovi forti fenomeni a carattere di rovescio temporale grandinigeni, e queste le aree più colpite soggette ai fenomeni, quindi la probabilità è più alta su questi settori, molto più bassa altrove. La permanenza dei fenomeni sarà qui su queste aree, dove avremo maggiori accumuli, maggior rischio di grane di fine o medie dimensioni, e quindi anche le forti raffiche di vento con temperature che si riporteranno leggermente sotto la media stagionale. Altrove avremo ancora, specie lungo il versante tirrenico e sulla Sardegna, temperature tra i 34 e i 35 gradi durante il giorno. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, scenderà ulteriormente questo minimo, tanto da addossarsi proprio sul versante adriatico per portare qui i fenomeni, mentre ben guardate come sull'Europa occidentale è confermato che si rinforzerà ulteriormente l'anticiclone africano per portare quindi una nuova impennata termica su quei settori. Quindi guardate dove risentiremo maggiormente dei fenomeni nella giornata di giovedì. Questo è un momento ancora da definire per bene le aree più soggette, ma sicuramente sull'Appennino centro-meridionale e anche lungo le coste del Lazio e della Campania, fino ad arrivare anche al Molise, insomma, pensate. Queste le zone più soggette, e ovviamente per quanto riguarda il dopo è molto più probabile una nuova espansione, come abbiamo visto prima, dell'anticiclone africano, che dalla Spagna si protrarrà verso l'Europa centrale e l'Italia, consentendo quindi un nuovo rialzo delle temperature. Ma ne riparleremo perché, vista la distanza temporale, insomma, è ancora presto per parlarne. Continuate a seguirci.